Questa terra oggi, in qualche modo che il tempo sta aiutando, è una giornata davvero memorabile. Soprattutto anche per il periodo storico che stiamo vivendo, cioè avere l'arrivo sullo Zoncolan, che comunque è un simbolo del Giro ormai dello Zoncolan, riconosciuto in tutto il mondo, e in un momento, poi ribadisco, come questo è particolarmente importante, perché è il momento della ripartenza, del rilancio, e mi auguro che anche la visibilità che il Friuli Venezia Giulia avrà in queste 3 giornate, oggi con lo Zoncolan, domani con Grado e Gorizia, il giorno successivo con Sacile, possa aiutare a far tornare sempre più turisti nella nostra regione, perché far vedere questi posti splendidi, perché oggi lo Zoncolan con brutto tempo mi voglio vedere chi a maggio fa vedere una montagna con la neve, e quindi è veramente un paesaggio unico. L'abbiamo fatto vedere per tanti anni con il sole, le bellissime montagne friulane, oggi lo facciamo vedere anche con la neve. Sì, è così. Adesso il suo colpo d'occhio qual è stato? Insomma, cosa l'ha colpita particolarmente? Perché è emozionante arrivare qua, veramente. Ma oltre il fatto del paesaggio mi hanno colpito le persone che hanno tanta voglia di rincontrarsi, hanno tanta voglia di ritornare alla normalità. E questa è una cosa bella. Adesso stiamo facendo un'importantissima campagna vaccinale e mi auguro che anche i limiti che oggi abbiamo potranno venire meno, ma già si sta aprendo molto, si sta ritornando pian pianino a quella normalità che tanta gente aspettava, e si vede la voglia e la gente che ha di incontrare gli altri, di parlare, di scoprire, e fa piacere vedere la gente che può tornare a farlo. Dalla neve, domani la laguna, che diceva non vedo l'ora di vedere quell'immagine, davvero lo diceva prima Venezia Giulia, darà una cartolina unica al mondo. Sì, io veramente ci ho creduto molto, anche nella tappa in partenza da Grado, avevo chiesto proprio all'organizzazione, ho detto di valutarlo, perché inquadrare dall'alto la laguna della nostra regione penso che sia un paesaggio che pochi possono vantare al mondo, anzi nessuno se non noi. E quindi ho detto, pensate, in 3 giorni facciamo vedere le nostre magnifiche montagne, il nostro mare, la nostra laguna, le nostre città, perché anche Sacino è una città bellissima, e riusciamo a concentrare in una pillola di 3 giorni però le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Presidente, tra l'altro Friuli Venezia Giulia possiamo dire che gioca facile con lo Zoncolan, perché ogni volta che c'è sempre un sacco di gente, e possiamo dire sia anche un inizio di stagione per l'arrivo dei turisti in Friuli Venezia Giulia. Sì, mi auguro che possa essere questo, ma già i primi dati sono positivi sulle prenotazioni. È chiaro che sempre confrontati in un periodo particolarmente difficile che è quello della pandemia, ne stiamo uscendo con grande fatica ma anche con grande determinazione, e quindi ci fa ben sperare. Oltretutto lo Zoncolan rappresenta un simbolo, e quindi questo simbolo sono contento che venga valorizzato dal Giro e che gli venga data una visibilità internazionale. Un brand che viene venduto a livello internazionale, lo Zoncolan. Assolutamente sì, come devo dire che tutta la promozione che stiamo oltretutto modificando della regione con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, lo Zoncolan ne sarà protagonista.